che ci portano alla morte, ci portano a vivere una vita ridotta. Ma per causa di un gelato? Non lo sai. Non puoi misurare. Non è per causa di un gelato. Perché il tuo corpo si abitua di quel gelato, di quel dolce, perché tu hai mangiato oggi. Domani il tuo corpo dirà, in quello stesso orario, secondo la scienza, dov'è il gelato? È vero. La frutta ha il sucralosio, no? Come si chiama? Saccarosio, grazie Laura. Che è anche un zucchero però naturale, meno dannoso, ma è un zucchero. E io ho l'abitudine di dopo il pasto mangiare sempre un frutto. Quando non prendo, per dominare il mio corpo, per domare il mio corpo, il mio corpo grida, urla, la frutta, dammela! Ho detto, no, comando io. Capito? Ma molte volte noi pensiamo che un piccolo gesto, una piccola cosa, per causa del nostro piacere, non ci porterà a nulla. Anzi, una bestia non nasce grande, nasce piccola. E ci sono cose nella nostra vita che non dovevano far parte della nostra vita, che Dio non desidera per noi, ma per causa dei nostri piaceri, quando Paolo scrive alla Chiesa di Roma, dice a loro, voi state lasciando fra voi delle cose che non piace al Signore e che per Lui è abominio. Allora, mandate via queste cose. Togliete di mezzo a voi, perché è pericoloso e col peccato non si scherza. Dio parla, ma noi non siamo attenti alla sua voce. Dio parla, ma noi non ci accorgiamo, perché Dio non parla solo nel suono della sua voce. Perché il linguaggio, ci sono diversi linguaggi, no? Uno parla con la sua voce, nel suo idioma, ma c'è un linguaggio di segni che quelli che non parlano riescono a parlare, sì o no? Come dici? Tu sei bello? Quando uno farà così, in Brasile, il linguaggio di segni in Brasile, se uno fa così a te, è che tu sei bello. Se fa così, tu sei brutto. Ma ha parlato. Capito? Senza voce ha detto, tu sei bello, tu sei brutto. Gesù Cristo è. Questo è Gesù ti ama. Amen? Impariamo Gesù ti ama. Così? Com'è lì? Gesù ama te. Ti ama. Quindi ci sono diversi modi di parlare, ma diversi linguaggi, ma cosa stiamo capendo? Perché non basta parlare, ci vuole comprendere, capire, sapere, riconoscere ciò che Lui parla. E Lui parla come ha parlato a Elia. C'era una tempesta forte e Dio non c'era in quella tempesta. Non c'era Dio in quella tempesta. Un fuoco. Dov'è Dio in questo fuoco? Non c'è. Ma dopo una brisa, una brezza soave.
E Elia ha detto, oh, guarda che c'è lui, c'è il Signore lì in questa brezza. Ma perché noi non riusciamo a capire o ad ascoltare Dio? Perché siamo concentrati, fratelli, ai nostri piaceri, ai nostri desideri, ai nostri propositi. Il mondo ci insegna questo, di pianificare un proposito, un obiettivo, e seguire quell'obiettivo, quando il nostro obiettivo deve essere il Signore. E quando noi abbiamo il Signore come obiettivo, Lui ci guiderà. E la parola dice, ci guiderà come pecore, perché Lui è il pastore e ci guida sulle acque tranquille, sui pascoli verdeggianti, ci porta a un tavolo dove? Nel deserto, pieno, nella presenza di chi? Dei nostri? Versa olio sul nostro capo, riempi il nostro calice. Questo è il nostro Dio. Ma noi preferiamo prendere quei bicchieri e bere quello che abbiamo perché ci piace, prendere quel cibo che rappresenta il pascolo e dire questo è ciò che mi piace, scegliamo di prendere la strada quella perché mi pare essere buona, mi pare, ma che certezza abbiamo? Vedete che la nostra vita è fatta di incertezza. Ma Dio sa di tutto. E non lo vogliamo. Allora, ci sono persone che dicono, allora se Dio esiste, perché muoiono tanti bambini? Se Dio esiste, perché ci sono tutte queste guerre? Oh, scusate, mica Dio fa guerra. Chi fa la guerra? Chi priva le persone di cibo? Chi ruba la popolazione? È Dio che scende e dice, guarda, questi soldi di questo accordo o di queste cose, questa emenda che il Parlamento ha fatto, mettete una parte per me? Dice così, Signore? Sa cosa Dio sta facendo per i soldi? Che le persone litigano, si ammassano. Non mi importa. Dio sta dicendo non mi importa, sa perché? Perché questi soldi per te sono tanti, 1.000 miliardi, per me questi miliardi non sono nulla. Perché io sono il Signore che ho tutta la ricchezza. Lui non ha bisogno. Dio non ha bisogno di provare che esiste, come io non ho bisogno di provare che esisto. Io esisto perché mi vedete? No. Non è perché mi vedete che io esisto. Ah, tu esisti perché ti sto vedendo. Ci sono persone vive che noi non conosciamo e non sappiamo che esistono, sì o no? Ci sono città qua che chiamano città fantasmi, ma ci sono 2 famiglie, 3 persone, che magari uno dice questa città è abbandonata, ma c'è lì un vecchietto, quello, un quell'altro. È vero o no? Quante persone esistono che noi non sappiamo? Che il censimento non riesce a contabilizzare. Non è perché mi vedete che io esisto, perché per tanti altri io non esisto. Ma perché avete esperienza, vivete con me, state insieme a me, così sapete che io esisto. Se volete sapere che Dio esiste, dovete vivere con Lui, dovete camminare con Lui, dovete avere un'esperienza con Lui. Allora confermerete quello che tutti noi diciamo qua, che Lui esiste, che Lui è il Signore, che Lui è magnifico, che Lui è meraviglioso. Perché una persona che non lo conosce, che non l'ho mai visto,
che non ha camminato con Lui, che non ha reso la sua vita a Lui, come può giudicare che Lui esiste o non esiste? Non può, non ha nessuna autorità, diritto per dire se esiste o non esiste. Ma io posso dire che Lui esiste, perché lo vedo, lo ascolto, cammino con Lui, vivo con Lui, lo sento, lo percepisco in ogni dettaglio della mia vita. È molto povero questa espressione di dire Dio non esiste. È proprio un oggetto che non dirò solo Satana, perché a volte si mette molta colpa a lui quando c'è una politica dietro, no? Ma lui si serve della politica anche per raggiungere il suo obiettivo. Ma sappiamo che ci sono governi che impediscono le persone a credere in Dio perché devono credere al governo, sì o no? È così. Ma neanche un governo che si alza come Babilonia, nel tempo dei babilonesi, nel tempo antico, che non credeva a Dio, credeva a tutto quanto era visibile, ma meno al Signore, non hanno potuto impedire l'esistenza di Dio. Perché mentre loro erano là a dire, a ridire, a prendere in giro, a fare, a distruggere, a profanare le cose di Dio, Dio si rivela come una mano sulla parete scrivendo Mene, Mene, Tekel, Fassi. E quel re è rimasto in confusione, spaventato. Perché? Cosa vuol dire questo? Cosa significa questo? E viene Daniele. Per questo la Chiesa non si può fermare. Cosa fate tutte le domeniche? Noi camminiamo con Dio. Che fate tutte le domeniche? È così. Guarda i rumori dei passi della Chiesa. Continuo, non si ferma per malattia, per problema, per guerra, per epidemia. La Chiesa non si ferma, il mondo si ferma, ma la Chiesa continua avanti, proclamando il Signore. Allora viene Daniele. Cosa vuol dire Daniele? È re. Sa cosa vuol dire? Questo è Dio, questo è mio Dio, parlando a te. Tu non capisci, non conosci, ma io ti faccio sapere cosa vuol dire Lui. Che ti ha pesato in una bilancia fedele e ti ha trovato mancante. Questo è quello che vuol dire il Signore. E il re subito ha capito che aveva infranto la santità di Dio, che aveva toccato dove non doveva toccare, che aveva detto quello che non doveva dire. Oggi, fratelli, non so di che modo Dio sta parlando con noi, con te, ma c'è una mano oggi e c'è qualcosa di Dio che si rivela a te parlando di qualche modo, non so come, se con gesti, se con parola, se in un sogno. Non so se tu hai avuto un sogno questi giorni, non so cosa ti ha portato oggi qua, ma io voglio dirti una cosa: non è stato né Tizio né Caio che ti ha invitato qua, non è stato un sogno che ti ha invitato qua, non è stata una voglia che ti ha portato qua, non è stato un piacere che ti ha portato qua, ma è stato il Signore che ti ha portato qua per parlarti dicendo: io voglio trasformare la tua vita. Perché io sono il Dio che faccio meraviglie. A volte noi viviamo in qualcosa e diciamo: meraviglioso questo, no? È meraviglioso questo. E Dio guarda e dice: non sai cos'è meraviglioso. Tu non sai, non conosci, ma io voglio farti vedere le cose meravigliose. Io voglio farti vivere cose meravigliose.
Nel capitolo che Remo ha letto 6 di Matteo, la Bibbia parla che loro hanno dato testimonianza. E questa testimonianza dimostrava la gloria di Dio, le meraviglie del Signore. Amen? Fratelli, riconosciamo che il Signore è Dio e eterna è la sua bontà. Per questo io prego cantando oggi: grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Ancora? Grazia, la grazia di Dio ci grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Mettiamoci in piedi, fratelli, e partecipiamo della scena del Signore. Vorrei dire ai fratelli che ancora non sono battezzati in acqua, che appena ci sarà il battesimo e che ci sarà l'opportunità, i fratelli possono fare la richiesta per partecipare come membro della Chiesa e poter anche partecipare della Santa Cena o della Cena del Signore. Amen? Perché è un ordine il battesimo per immersione e la Santa Cena del Signore è un ordine che il Signore ha lasciato per ognuno di noi. Quindi, quando io ero piccolo, la mia mamma ha fatto il battesimo, ma ero bambino e quel battesimo ha fatto lei per me. Non ho deciso mica io, ma quando sono cresciuto, che ero consapevole della mia fede, che volevo servire il Signore, allora ho deciso, ho detto, io voglio servire Gesù Cristo come mio unico Signore e Salvatore e voglio fare questo pubblico tramite il battesimo. Uno che acquista una casa fa una scrittura pubblica nel notaio, no? Fa là, deve andare là per fare l'atto notarile e quell'atto va al comune perché sia lì pubblico che quella proprietà adesso è di Tizio, di Caio che ha acquistato. Il battesimo è l'atto pubblico che noi apparteniamo a Cristo. Amen? E la Santa Cena è il memoriale del suo sacrificio, dove noi ricordiamo, celebriamo, testimoniamo che Gesù Cristo non è solo nato, ma è morto e risorto. E per causa del suo sacrificio siamo tutti salvati. Amen? Quindi Matteo capitolo 26, versetto 26, la parola dice: mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver detto la benedizione lo spessò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e dopo aver reso grazie lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Preghiamo per il pane e per i calici. Nostro presbitero. Facciamo una preghiera consacrando il vino e il pane. Senhor Jesus, em Tua presença que estamos nesta noite, Senhor, nós queremos Te apresentar, Senhor, o pão que representa o Teu corpo, que foi moído e sacrificado por nós, Senhor, pelos nossos pecados. Também Te apresentamos, Senhor, o vinho
que simboliza o teu sangue, Senhor, que foi derramado, Senhor, em nós na cruz do Calvário. Pai eterno e santo, muito obrigado por este momento, que possamos trazer à memória, Senhor, o sacrifício do teu Filho por nós, pois foi um alto preço que o Senhor pagou por nós, Senhor. Muito obrigado por este momento. Eu te apresento, Senhor, esses elementos, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lodiamo quel numero 633. 633. Morì per me. Morì per me. Gesù, Gesù, morì per me. Risuscitò. Risuscitò. Gesù, Gesù, risuscitò. Ei vive in me. Ei vive in me. Gesù, Gesù, ei vive in me. Ritornerà. Ritornerà. Gesù, Gesù, ritornerà. Alleluia. Alleluia. Gesù, Gesù. Alleluia. Cantiamo ancora ritornerà. 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 Gesù, Gesù, ritornerà. Alleluia. Alleluia. Gesù, Gesù. Alleluia. Gloria al Signore. Vorrei ricordare ai fratelli che il 24, che è penso un martedì, il 24 noi avremo il nostro culto natalizio, dove saremo qua ricordando
la parola che si è fatta carne, Gesù Cristo nostro Signore. E come cristiani che siamo, noi non possiamo lasciare di ricordare nel modo giusto e di portare la testimonianza del modo giusto, perché tutti questi elf, Babbo Natale, sono belli, incantevoli, ma non sono reali. Ma nostro Gesù è reale. Quindi 24 sarà il nostro culto natalizio e noi avremo alle 6:30, 18:30 saremo qua. E dopo noi avremo un agape. Ho saputo che agape nel femminile? Non sapevo. Quindi avremo una agape, non è un agape. È così che si dice? Un agape. Allora ho detto sempre giusto, però è femminile. Pensavo che era un maschio, ma è una femminuccia. Quindi avremo un agape il 24 e sono tutti invitati. Invitati anche i vostri amici, parenti, per testimoniare Gesù a loro. Amen? Mettiamoci in piedi, fratelli. La Bibbia dice che nella notte in cui fu tradito, Gesù ha preso il pane, lo benedisse, lo spessò e lo diede ai suoi discepoli. Chi è discepolo di Gesù? Ha dato ai suoi discepoli. In quel momento erano 12, ma vedi come siamo diventati tanti. E saremo in tantissimi. La Bibbia dice che saremo come sabbia del mare. Amen? Cristiani di tutto il mondo, di tutte le nazioni, di tutte le lingue. Sarà un giorno magnifico, stupendo, indenominazionale. Amen? E lui ha dato ai suoi discepoli dicendo: prendete e mangiate. Questo è il mio corpo, dove siete uniti, che è stato spezzato per voi. Tutti noi partecipiamo del pane, simbolo del corpo di Cristo. Parimenti, dopo aver cenato, Gesù prese il calice, lo benedisse e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e bevetene. Questo è il nuovo patto nel mio sangue che faccio con voi. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, in memoria di Cristo nostro Signore. Signore, celebriamo questa ultima scena di questo anno. Ancora avremo il 31 qua, insieme. Quel giorno, se tu ci permetterai di essere qua, per ricordare che è stato per noi e che è per noi ancora e che sarà sempre per noi il tuo sacrificio. Aiutaci, Signore, a capire, aiutaci a accettare e aiutaci, Signore, ogni giorno a ricevere ciò che tu hai riservato per noi. Liberaci dal male, raddrizza la strada, le nostre vie, i nostri cuori. Perdonaci, Signore,
Perché uno dice che è perdonando che si è perdonato. No, ma un perdonato riesce a perdonare. E noi comprendiamo che siamo stati tutti perdonati perché eravamo tutti lontani, peccatori, cattivi, e che tramite la tua grazia, tuo amore e il tuo sacrificio siamo stati perdonati, salvati. Ci giustifica, Signore, rigenera la nostra vita, la nostra anima. Continua con la tua Chiesa e col tuo popolo, oggi e per sempre. Ti ringrazio, Signore, per la vita della Gladys, che a Firenze abbiamo già pregato per lei, per il suo compleanno, ma vogliamo aggiungere questa preghiera per lei, che tu possa, Signore, compiere quel versetto che ho lasciato a lei la mattina, e che lei possa, Signore, vivere la tua riserva di ciò che tu hai riservato per lei, che tu possa onorare la sua fede, che tu possa sostenerla, Signore, potentemente, perché immigrati siamo in questa terra, ma non perché siamo spostati da un posto all'altro, ma perché non siamo di qua. Tu ci hai fatto eredi, cittadini del tuo regno, quindi di qua non abbiamo né parti né desiderio, ma la nostra anima anela ciò che tu hai riservato per noi. Continua, Signore, con il tuo popolo, aiutaci in ogni cosa, nel nome di Gesù. Signore, grazie di tutto. Amen. Amen. Che Dio benedica i nostri fratelli, la Laura e Massimiliano, è stato un piacere, che il Signore vi abbondi di tante cose buone da parte sua e che vi dia questo desiderio di ascoltare la sua voce sempre, la sua voce è inconfondibile. Amen. Che Dio vi benedica. E grazie a tutti che sono qua, grazie al nostro presbitero, che Dio gli dia forza. Diciamo al nostro presbitero, forza, coraggio, Dio è con te e noi siamo con te. Amen. Gloria a Dio, il Signore è buono. E un abbraccio a Giuseppe, non so se c'è la trasmissione, mandiamo un abbraccio a Giuseppino, a tutte e due, Giuseppe Peppino e Giuseppe Petriccioni. Un abbraccio a tutte e due, 1, 2, 3. Siamo in preghiera per voi. Alleluia. Amen. Che Dio benedica. Grazie della vostra presenza. Ricevete la benedizione. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi oggi e per sempre. Diciamo